Venezia aveva due, chiamiamole fazioni, che erano i Castellani e i Nicolotti, che si sfidavano nelle famose battagliole dei ponti, le guerre dei pugni. Stanno combattendo comunque per davvero, i colpi arrivano, si sentono, quindi oltre all'attività di saper combattere, colpire, difendersi, c'è anche la resistenza di sopportare i colpi, come vedete.
naturalmente anche loro che cosa vuol dire trenare 120 quintali. Chissà se qualcuno tra loro fa crossfit. Io ho visto dei sindaci fisicati, però non così fisicati. Eravamo curiosi. Eccoli che stanno trasmettendo il massimo delle energie. Facciamo il video, vediamo di online, vediamo che cosa succederà in un momento straordinario. Questo è lo spirito della Riviera del Brenta, questo è lo spirito della amministrazione comunale che stanno No per dire, ma quello il numero 1. Venite, salite con noi, anche perché vi diamo delle roba buona da bere, cioè andate a casa allegre, ecco, vi mandiamo a casa allegre ragazze. Brave ragazze! Grandissimo applauso, c'è una capitana di voi? Chi è che è la capitana? Eccola, ecco, ma quanto è duro però tirare effettivamente la peata? No, molto peggio di quello che pensassi. Ok. Molto peggio. No, cioè noi siamo preparati a tutto, così dicono, ma non a questo proprio. Assolutamente, quindi è stata una bella esperienza comunque, e poi devo dire che è bello perché tutto il pubblico che mi incitava comunque è stata anche una soddisfazione. Sì, devo dire che bravi. Cioè, allora, quando tiri sei in trance agonisti, non senti niente, però dopo bello, soddisfazione. Evviva! Allora noi ci spostiamo, facciamo una foto tutte quante le ragazze del CrossFit, aggiungendo anche un grande applauso, se siete d'accordo, bello generale, perché loro sono state le uniche donne quest'anno che hanno accettato la sfida e sono state bravissime. In passato ci sono state altre compagini femminili fantastici davvero. Grazie ragazzi, al prossimo anno. Certo. Se venite miss avanti. Venite davanti perché sennò non vi vediamo. Eccole qua. Ecco, consegniamo intanto le bottiglie. Amanti della storia veneta ed è serenissima. Quindi viva San Marco! Viva San Marco! Ricordiamo anche che Danilo Lazzarin porta in giro la cultura veneta per la TV e per tutti i nostri territori, quindi è un valore aggiunto per noi della Riviera e per noi del Veneto. E rimangano visibili anche le nostre miss. Ecco che stiamo consegnando tutte le bottiglie. Ecco, anche con il sindaco. Qualcuno di voi ci state? Ok, aspetta che mi sposto. Foto ricordo, un bel sorriso, grazie per la squadra di Dolo, terza classificata, un grande applauso, evviva! Eccole, foto ricordo, stringetevi, grazie. Ecco, buona, sul divano è fantastica quella è fantastica. Ok, un bel sorriso a tutti quanti, complimenti, Fiesta d'Artico, secondo classificato. Vincono gli amici di Mira! Terzo anno consecutivo! Eccoli, bravi, forti! È l'anima del commercio. Tutti a post CrossFit per l'anno prossimo, che così troveremo altre squadre all'altezza di Mira. Complimenti ragazzi, bravissimi! Finiamo con la rullata dei musici, grazie a tutti quanti. Grazie ai sindaci, grazie alle amministrazioni, grazie a coloro che hanno partecipato e grazie al pubblico, perché tutto vale, perché c'è un grande pubblico che ogni anno segue il Palio de Ruzzante e rende questa manifestazione unica.